a questa serata che chi ne ha curato la regia, Angelo 5, vi ha in brevissimo un po' illustrato. Noi ci troviamo all'interno del foyer Pippo Montalbano e crediamo che anche questo sia un momento importante, perché siamo certi che conoscendo Pippo Montalbano, ciò che è stato, ciò che ha rappresentato con la sua anche sensibilità umana, avrebbe certamente benedetto questa iniziativa. E allora iniziamo subito con i saluti di chi ci ospita, il direttore del Teatro Pirandello, Salvo Prestia. Grazie Margherita, benvenuti, buonasera a tutti. Noi siamo particolarmente emozionati stasera perché grazie alla grande intraprendenza e fucina di idee di Angelo 5, stasera abbiamo una grande occasione per ricordare il giorno dell'Olocausto, un momento triste della nostra storia, e vi ringrazio di aver scelto il Teatro Pirandello, perché sempre noi siamo aperti e disponibili ad ospitare delle manifestazioni di grande sensibilità come quella che state facendo questa sera. Quindi siamo noi che ringraziamo voi e vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie Salvo Prestia. Siamo veramente contenti di poter esprimere una serata in cui la cultura, perché siamo in un momento in cui la nostra città celebra la cultura proprio venga a sottolineare quello che è stato un momento tristissimo. Angelo 5, credo che ci sia un video, lo facciamo partire prima di entrare nel merito di una serata che sarà certamente molto emozionante per tutti. Ad Auschwitz c'è una scritta sul muro: se Dio esiste dovrà chiedermi scusa. Le azioni erano mostruose, ma chi le fecero erano uomini pressoché normali, né demoniaci né mostruosi, uomini come noi, uomini. Sì, uomini. L'Olocausto, questo è stato, l'espressione del male umano. Sono nel vento ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento. E sulle note di Francesco Guccini, che ha proprio dedicato una canzone, Guccini fa parte della nostra storia, della nostra epoca ad Auschwitz, proprio vogliamo partire con questo momento di ricordo ma di grande consapevolezza. Sono trascorsi 80 anni da quando il 27 gennaio del 1945 i carri armati dell'esercito sovietico sfondarono i cancelli di Auschwitz in Polonia. Un giorno nato per ricordare le vittime dell'Olocausto e soprattutto per interrogarsi sul perché della Shoah, della discriminazione dell'uomo contro altri uomini. Ogni anno nel mondo in questo giorno vengono ricordate le vittime rinchiuse e uccise nei campi di sterminio nazisti prima e durante la Seconda Guerra Mondiale. Oltre 6 milioni di morti appartenevano al popolo ebreo. Per il loro genocidio
della Germania nazista furono commessi atti e metodi scientifici con l'intenzione di distruggere un gruppo nazionale, etnico, razziale e religioso. Da quel giorno questo campo è diventato il luogo simbolo della discriminazione e delle sofferenze di chi è stato internato solo perché ebreo, zingaro, omosessuale o perché si trattava di persona con idee politiche diverse da quelle di chi era al potere. Ricordare le vittime di quegli anni lontani può sembrare qualcosa che non ci tocca direttamente, ma in realtà non è così. La giornata della memoria non serve solo a commemorare quei milioni di persone uccise crudelmente e senza nessuna pietà 80 anni fa. Serve a ricordare che ogni giorno esistono tante piccole discriminazioni verso chi ci sembra diverso da noi e spesso noi stessi ne siamo gli autori senza rendercene conto. La giornata della memoria ci ricorda che verso queste discriminazioni non alziamo abbastanza la voce e spesso per comodità ed opportunismo ci nascondiamo in una zona grigia della mente e del nostro comportamento che si trova a metà tra l'innocenza e la colpevolezza, in cui ad avere la meglio alla fine è l'indifferenza per chi viene isolato e non accettato. Per evitare che una tragedia come quella dell'Olocausto si ripeta, occorre ricordare. E uno strumento importante per farlo è quello di ascoltare le voci dei testimoni e di chi è stato direttamente coinvolto. Queste voci noi le riproponiamo stasera con gli artisti dell'Associazione Concordia, per non dimenticare. La prima voce che ascoltiamo stasera è quella di un veterano del teatro agrigentino, è Pippo Alvaro, che ci propone la poesia Nel giorno della memoria di Silvana Stremitz. L'Olocausto è una pagina del libro dell'umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria. Primo Levi. Oggi, più che mai, è necessario che i giovani sappiano, capiscano e comprendano. È l'unico modo per sperare che quell'indicibile orrore non si ripeta. È l'unico modo per farci uscire dall'oscurità. Tanto grande è il rischio di dimenticare che occorrerebbe un anniversario di Auschwitz al giorno. Elisa Springer. Nel giorno della memoria ricordiamoci di quelle guerre assurde, senza senso, di forni accesi, pronti a uccidere anime innocenti. Nel giorno della memoria ricordiamoci di urla non ascoltate, di quell'indifferenza al dolore di chi è morto ingiustamente. Nel giorno della memoria ricordiamo di quanto l'uomo sia una vera bestia, di quella morale persa a combattere. Nel giorno della memoria ricordiamoci dell'atrocità di ogni assurdo gesto compiuto, di quelle vite che non ci sono più. Nel giorno della memoria ricordiamoci dei fatti, di quegli orrori compiuti di chi non c'è più, di vite colpite, senza colpe. Allora, veramente tanto da riflettere, perché sono state, questa sera verranno proposte una serie di testimonianze che toccheranno il cuore di tutti, come per esempio Se questo è un uomo di Primo Levi, che è forse la poesia più emblematica dell'Olocausto.
Lo scrittore, essendo stato prigioniero ad Auschwitz, ha raccontato più di altri gli orrori dei campi di concentramento nazisti. Questa sera Franco Di Salvo, che è un altro importante interprete del teatro agrigentino, la proporrà in dialetto con un video realizzato dalla Concordia, Sicchistu e non. Sicchisse no. Pace, sicuri state nei vostri betti casi. Pace casina quando tornate, trovate mangiare caudo e faccia amici. Dicitevi, sicchiste no, che travagli hanno fanno, che non conosce pace, che si sbatte per mezzo pane, che amore, un sì o un no. Decidimi se chi se una femmina, senza capiti e senza nome, senza più forza di pensare, occhi vacanti e panza fredda, come una giorana una vernata. Pensate, queste cose ci hanno stato, e consiglio queste parole, stampate nel vostro cuore, stanno a casa, uniscendo. Dicite il cielo ai vostri figli, ma se no vi salvavanti a casa, vi possa scoppiare la malattia, s'arrassano levati i vostri figli. Buonasera a tutti, noi siamo un trio dove siamo prima di tutto amici e poi colleghi e con molta umiltà cercheremo di fare del nostro meglio per regalarvi emozioni e stasera desideriamo omaggiarvi con una rivisitazione del brano di John Lennon, Imagine, ma un po' a modo nostro. Grazie. And
anche quella di Agata che ci ha proposto quello che è veramente un inno alla pace, che questa sera ci sta proprio tutta. E adesso andiamo avanti, torniamo dalla musica, spaziamo alla poesia con Selina Vilardo, che è una giovane attrice della Concordia. Ci propone C'erano uomini, una poesia di Maria Ruggi, e poi ci farà ascoltare Aprile, una testimonianza tangibile delle deportazioni naziste dalle parole scritte da Anna Frank nel suo diario. È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze, perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell'intima bontà dell'uomo. Anna Frank. C'erano uomini, donne, ragazzini. C'erano vecchi, mamme con bambini. C'erano lacrime, ricordi di vite già lontane. C'erano dolori, miserie, violenze disumane. C'erano punizioni, lavori forzati, soldati. C'erano silenzi, uomini sporchi, malati. C'erano eserciti, fili spinati, fredde prigioni. C'erano divise, numeri incisi, esecuzioni. C'erano stenti, fame, malattie. C'erano ghetti, campi, epidemie. C'erano pensieri, esistenze troppo morte. C'erano attese palpitanti, promesse di morte. C'erano cuori spezzati da addii definitivi. C'erano visioni di tramonti per quelli ancora vivi. C'erano vergogne appese a un intelletto violento, ma anche sogni e speranze fino all'ultimo lamento. Prova anche tu, una volta che ti senti solo o infelice o triste, a guardare fuori dalla soffitta, quando il tempo è così bello. Non le case o i tetti, ma il cielo. Finché potrai guardare il cielo senza timori, sarai sicuro di essere puro dentro e tornerai ad essere felice. Piccola anima
complimenti, era Laura Di Fede che ci ha proposto Piccola Anima. Io ne approfitto per ringraziare TV Televideo Agrigento che sta realizzando una ripresa integrale di questa serata che verrà poi trasmessa integralmente nel corso della programmazione dell'emittente televisiva che tra l'altro si vede anche in tutta Italia, quindi avremo modo di lanciare questo messaggio e raggiungere veramente un pubblico vasto. Adesso è il momento in cui ascolteremo Alfio Russo, un'altra grande personalità del teatro agrigentino, che questa volta ci proporrà una poesia di Germana Bruno, Per non dimenticare. Il mondo in cui viviamo oggi ha molti e gravissimi difetti e pericoli, ma rispetto al mondo di ieri presenta un vantaggio. Tutti possiamo sapere subito tutto su tutto. Voglio narrarti una storia assai brutta. Te la racconto perché è importante e voglio che tu la conosca tutta, per non dimenticarla neanche da grande. C'erano mamme, c'erano bambini, c'erano vecchi, c'erano malati, e a tutti quanti cambiarono i destini. Persone malvagie, miseri esaltate, andavano dietro ad una mente pazza che vaneggiava su di una pura razza e, come fossero rifiuti e sudiciumi,
salvano preziose vite umane. Spero che tu ne colga la morale per inventarne un'altra con diverso finale, che sia più lieto, che sia più giusto e che non lasci questo disgusto, ma che dia a tutti la voglia di fare, perché non si ripeta, per non dimenticare. Dunque, pensavo di continuare ad omaggiarvi con un brano meraviglioso, un brano che io sono sicura che abbiate già ascoltato almeno una volta nella vostra vita. È stata fatta in diverse versioni, ma noi cercheremo di fare la nostra parte e sempre in maniera molto umile nel nome della musica. Signore e signori, il nostro trio, il maestro Diego Mantione, il maestro Carmelo Moscato e la sottoscritta. Grazie tantissimo e seguiremo la venuta. Grazie. A secret chord, a David playing, and a reason no, but you don't really care what music do ya? We're going dance before the fair, the minor chord, yeah, the major lift, and above you keep composing, hallelujah. Perché Alleluia è strepitosa, ma voi
con questa voce e le note preziose, ne avete esaltato la bellezza. Facciamo un altro applauso. Agata Sardo, per Diego Mantione, grazie. E adesso è la volta di Teresa Cinque che ci proporrà C'è un paio di scarpette rosse di Joyce Lusso, che ci ricorda la morte dei bambini nei campi di concentramento. Nella poesia si parte da un'immagine, un paio di scarpette rosse numero 24, poste in cima ad una pila di oggetti appartenenti ai prigionieri e ormai svuotati di anima. Teresa Cinque. L'affermazione più profonda che sia stata mai pronunciata a proposito di Auschwitz non fu affatto un'affermazione, ma una risposta. La domanda: ditemi, dov'era Dio ad Auschwitz? La risposta: e l'uomo dov'era? Clark Steinman. C'è un paio di scarpette rosse, numero 24, quasi nuove. Sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica, Schulzer, Monaco. C'è un paio di scarpette rosse e in cima a un mucchio di scarpette infantili, a Buchenwald. Erano di un bambino di 3 anni e mezzo. Chissà di che colore erano gli occhi bruciati nei fuochi. E il suo pianto lo possiamo immaginare. Si sa come piangono i bambini. Anche i suoi piedini li possiamo immaginare. Scarpa numero 24, per l'eternità. Perché i piedini dei bambini morti non crescono. C'è un paio di scarpette rosse a Buchenwald, quasi nuove. Perché i piedini dei bambini morti non consumano le suole. Immagine che esprime realisticamente ciò che è stato l'Olocausto. Francesco Brucato proporrà ora Prima vennero gli ebrei di Martin Neumeller e dopo La giornata della memoria di Maria Rosaria Longobardi. Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare. Primo Levi. Prima vennero per gli ebrei e io non dissi nulla perché non ero ebreo. Poi vennero per i comunisti e io non dissi nulla perché non ero comunista. Poi vennero per i sindacalisti e io non dissi nulla perché non ero sindacalista. Poi vennero a prendere me. Non era rimasto più nessuno che potesse dire qualcosa. Nessuna certezza, tutela mancata, dolore infinito, lavoro forzato, tortura e poi morte. Fu questa la sorte per tanti diversi nei lager e nei ghetti, di tutto privati, percossi, insultati, alla fine annientati. Per quei poveri corpi così martoriati, un brivido corre lungo la schiena. Ogni vena lamenta un acuto dolore.
Che pena nel cuore per l'oltraggio compiuto. Mai più umanità così persa. Non fu per nulla una farsa. È vivo il ricordo di quella scomparsa. Atroce sterminio e omicidio di massa. E adesso andiamo ancora avanti in questo lungo percorso che ci porta ad alternare musica, poesia, momenti di riflessione. È il momento di Pippo Grapanzano, un'altra bellissima espressione del nostro teatro, del cinema, che proporrà La notte di Elie Wiesel, e poi Gabriele Onolfo ci farà ascoltare Vedrai che è bello vivere, scritto da un anonimo che è stato internato ad Auschwitz. Auschwitz è fuori di noi, ma è intorno a noi, è nell'aria. La peste si è spenta, ma l'infezione serpeggia. Sarebbe sciocco negarlo. Se ne scrivono i segni, il disconoscimento della solidarietà umana, l'indifferenza ottusa o cinica per il dolore altrui, l'abdicazione dell'intelletto e del senso morale davanti al principio di autorità e principalmente alla radice di tutto una marea di viltà, una viltà abissale, una maschera di virtù guerriera, di amore patrio e di fedeltà ad un'idea. Era Primo Levi. Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo, che ha fatto della mia vita una lunga notte per 7 volte sprancata. Mai dimenticherò quel fumo, mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui avevo visto i corpi trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo nudo. Mai dimenticherò quelle fiamme che bruciarono per sempre la mia fede. Mai dimenticherò il desiderio di vivere quel silenzio notturno che mi ha tolto per sempre, per l'eternità, il desiderio di vivere. Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio e la mia anima. E i miei sogni che presero il volto del deserto. Mai dimenticherò tutto ciò, anche se dovessi essere condannato a vivere quanto Dio stesso. Mai. Auschwitz non è un sanatorio. Auschwitz è un lager tedesco e non se ne esce che per il cammino. Se ti piace è così, se non ti piace non hai che andare a toccare il filo elettrico. Primo Levi. Chi si aggrappa al nido non sa che cos'è il mondo, non sa quello che tutti gli uccelli sanno e non sa perché voglia cantare il creato e la sua bellezza.
quando all'alba il raggio del sole illumina la terra e l'erba scintilla di perle dorate, quando l'aurora scompare e i merli fischiano tra le siepi, allora capisco com'è bello vivere. Prova, amico, ad aprire il tuo cuore alla bellezza quando cammini tra la natura per intracciare ghirlande coi tuoi ricordi. Anche se le lacrime ti cadono lungo la strada, vedrai che è bello vivere. Nel mondo che brucia, il piacere si rende follia. Dunque, l'aria che desideriamo eseguire per voi, perché è un'aria, fa parte dell'opera del Nabucco. Noi cercheremo, sempre con molta gentilezza, di eseguire un'aria, l'aria che si chiama qua Pensiero, il canto degli schiavi ebrei. E allora cercheremo di fare del nostro meglio con la consapevolezza che è un'area estremamente difficile, però noi ci proviamo. Grazie. Thank you.
riusciti magnificamente. Bravi. Bravi! E adesso è il momento di ascoltare Tania Vecchio con La farfalla di Pavel Friedman. Grido di disperazione e ammonimento all'umanità sia per sempre questo luogo, dove i nazisti uccisero milioni di uomini, donne, bambini, principalmente ebrei, da vari paesi d'Europa. Auschwitz-Birkenau, 1940-1945, epitaffio ad Auschwitz. L'ultima, proprio l'ultima, di un giallo così intenso, così assolutamente giallo, come una lacrima di sole quando cade sopra una roccia bianca. Così gialla, così gialla. L'ultima volava in alto, leggera, aleggiava sicura per baciare il suo ultimo mondo. Tra qualche giorno sarà già la mia 7ª settimana di ghetto. I miei mi hanno ritrovato qui. E qui mi chiamano i fiori di ruta e il bianco candeliere del castagno nel cortile. Ma qui non ho visto nessuna farfalla. Quella dell'altra volta fu l'ultima. Le farfalle non vivono nel ghetto. Adesso vi dedicheremo un brano meraviglioso, cambiamo un po' genere, lasciamo per un attimo l'opera per ritornare al soul con la regina del soul, Aretha Franklin. Aretha Franklin fece un brano meraviglioso, Natural Woman, e c'è un rigo di questo brano meraviglioso che dice: Signore, io mi sento così stanca. E questa frase mi fece riflettere e mi sono detta: questo è un brano da cantare stasera. Grazie. My
Beata Sardo, Carmelo Moscato e Diego Mantione. E adesso è il momento di un'artista poliedrica, Lia Cipolla, che leggerà Non dimenticare di Michele Schiavone, poi eseguirà uno spezzone del monologo tratto da Terrore e miseria del Terzo Reich, la moglie ebrea di Bertolt Brecht, e infine canterà il brano Canta ancora, accompagnata al piano da Isabella Di Salvo. Lia Cipolla. Coltivare la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare. Liliana Segre. Quei fanciulli dagli occhi smarriti raffigurano infamia del mondo, tutti in fila con abiti lerci, nella neve ora girano in tondo, aggrappati a una rete ossidata, son derisi dai loro aguzzini, hanno tutti lo sguardo implorante e l'innocenza di dolci bambini. Stesso sguardo rivedi ogni giorno nei fanciulli di tutta la terra, quando a loro è negata ogni gioia ed agnelli sono per la guerra. Necessario non è rivedere di sterminio l'immane tragedia, basta andare nel mondo e guardare i fanciulli morire di nedia. Essenziale non è ricordare solamente Shoah cos'è stato. C'è bisogno che ognuno dia voce ad un bimbo che grida affamato. Negli ultimi tempi ho pensato spesso a quello che mi dicevi anni fa, che ci sono persone che valgono e persone che valgono meno, e che alle prime si dà l'insulina quando hanno il diabete e alle altre no. Allora mi era parso naturale, stupida che non ero altro. Ecco, Adesso hanno fatto una nuova distinzione del genere ed io appartengo alla categoria di quelle che valgono meno. Ben mi sta. Sì, faccio i bagagli. Non devi far finta di non aver notato niente in questi ultimi giorni, Fritz. Posso sopportare tutto meno che questo, di non guardarci dritto negli occhi nell'ultima ora che ci resta. Non dobbiamo dare questa soddisfazione a quei bugiardi che costringono tutti a mentire. 10 anni fa, quando qualcuno diceva che non si notava affatto che io fossi ebrea, tu replicavi, altro che. Era una cosa che mi faceva piacere, era sincerità. Perché non avere adesso il coraggio di dire le cose come sono? Faccio i bagagli perché altrimenti non sarai più primario, perché quelli della clinica ti
salutano già a stento e tu non riesci più a dormire la notte. Non voglio che tu mi dica che non devo andarmene. Anzi mi affretto perché non voglio che tu un giorno mi dica devi andartene. È questione di tempo. Il carattere è questione di tempo. Perché devo tollerare tutto questo? Cosa c'è di male nella forma del mio naso, nel colore dei miei capelli? E devo lasciare la città dove sono nata. Perché? Che razza di uomini siete? Sì, anche tu. Siete dei mostri e dei leccapiedi di mostri. Sì, non è ragionevole da parte mia, ma a che serve la ragione in questo mondo simile? Tu te ne stai seduto lì, vedi tua moglie che fa i bagagli e non dici niente. Che schifo! E non dirmi che mi manderai del denaro. Tu sai che non è possibile. E non avere l'aria di credere che sia una cosa provvisoria. Non è una faccenda che dura 4 settimane, Fritz. Lo sai tu e lo so anch'io. Non dire in fin dei conti si tratta di qualche settimana, mentre mi porgi il mantello di pelliccia che sai non mi occorrerà prima dell'inverno. E non parliamo di disgrazia, parliamo di vergogna. Quella canzone dolce per
quella parte di me si unisce al cielo. Sei bella ancora, ti oscurano le lacrime, anche se a volte il sole torna a sbattere sul tuo sorriso, dimesso e malinconico, perché quel viso stanco è della donna che più amo avuto. Canta fino a quando viene sera, da qui all'eternità. E se potessi, io sarei lo scrigno dei pensieri tuoi, con una mano solleverei le pene che tu hai. Tu che mi hai dato tutto, tu che stai in quella parte di me che si unisce al cielo. Non è l'aurora, è solo il fumo del caffè. Grazie via Cipolla, e ci avviamo a grandi passi verso la conclusione di questa bellissima e emozionante serata. Torna adesso Laura Di Fede e questa volta leggerà Celeri, scritta da un anonimo internato a Birkenau, e poi, per non dimenticare, di Gina Trota. L'esperienza di Auschwitz è stata tale per me da spazzare qualsiasi resto di educazione religiosa, che pure ho avuto. C'è Auschwitz, quindi come può esserci Dio? Non trovo una soluzione al dilemma. La cerco, ma non la trovo. Primo Levi. Un giorno torneremo a casa, o forse no, chi lo sa. Un giorno penseremo che tutto è stato un sogno orrendo. Tutto quel che è accaduto laggiù, in quella Auschwitz, dove il camino sputa fumo di continuo. Di continuo. Vedi la colonna di fumo e l'enorme bagliore? C'è un fuoco? Domandi. Ma non lo sai. Stanno bruciando migliaia, milioni di corpi umani. Gente arrivata qui in grossi gruppi, apparentemente ad un porto sicuro, dopo un viaggio lungo e stancante. Qui, dove c'è acqua per dissetarsi e per lavarsi, ma c'è anche il gas. Gas? Domandi. Ma non lo sai? Il gas che soffoca, asfissia, strangola. La gente non può dire parola del dolore che prova. Viene subito ridotta al silenzio. E in un attimo, solo una colonna di fumo mostrerà che qui è stata, che qui è vissuta e perita. La
lasciando soltanto ceneri. Un giorno fummo presi da uomini di ghiaccio, portati lontani dal sole. Non un frammento di luce lasciarono nei nostri cuori in silenzio, camminavano i nostri sogni, e fu così che diventammo dei numeri, delle ombre, mucchi di tenebre, e poi leggeri, uscimmo da alti cammini. Dunque amici, la sottoscritta con il maestro Diego Mantione e il maestro Carmelo Moscato eseguiremo un brano che è andato nella storia in quanto è stato la colonna sonora di un film strepitoso, ahimè purtroppo aggiungo, ed è La vita è bella. Chi non conosce La vita è bella? La canzone, la sua colonna sonora è stato un cardine, perché è riuscita Noah, l'artista, attraverso questo brano straordinario a entrare dentro l'anima delle persone con delicatezza, impressionando il nostro io con un film che chiaramente tutti sappiamo di che parla. Chi non ha visto La vita è bella almeno una volta nella vita. Allora preferiamo con i maestri eseguire questo capolavoro con la speranza di regalarvi delle emozioni. Grazie. Smile
in questo contesto, per ciò che ha rappresentato, lo ha detto bene Agata, questo film in rapporto a questa tematica. E adesso vi annuncio un'altra performance, è quella di Pippo Alvaro. Dimenticare lo sterminio fa parte dello sterminio, di Jean-Luc Godard. Abbiamo riso, eravamo amati, siamo stati strappati dalle braccia dei nostri genitori, gettati nel fuoco. Non eravamo altro che bambini, avremmo avuto un futuro. Saremmo diventati avvocati, rabbini, mogli, insegnanti, madri, avevamo dei sogni, quindi non avevamo speranze. Siamo stati portati via nel cuore della notte come bestie in macchina, senza aria per respirare, soffocando, piangendo, soffrendo di fame, morendo. Questa atrocità per l'umanità non può ripetersi. Ricordati di noi, perché eravamo bambini, i cui sogni e vite furono rubate. Show me
questa sera, un viaggio che abbiamo sviluppato tra emozioni, esperienze, paure, lamenti, che sono entrati all'interno di quelle piaghe grondanti sangue innocente che è stato versato da tutti coloro che sono stati internati in quei KLZ. E KLZ è la scritta che abbiamo trovato, quanti di noi hanno visitato i campi di concentramento, c'era ad Auschwitz, c'era a Mauthausen, c'era a Dachau. E lì proprio gli uomini sono stati ridotti a numeri e così poi a mucchi di ossa, a stanze piene di capelli e infine purtroppo a colonne di fumo. Bene, noi questa sera abbiamo ripercorso tutto questo, dobbiamo ringraziare la compagnia Concordia che ci ha dato questa possibilità, la regia di Angelo e Salvatore Cinque. Io vorrei chiamare qui Angelo. E io approfitto che ho il microfono in mano per dire una cosa. Noi nel nostro piccolo cerchiamo sempre di dare dei messaggi, arrivo subito. E volevo leggere una delle parole di Primo Levi che voglio fare mie anche nel piccolo. Forse non farò cose importanti, ma la storia è fatta di piccoli gesti anonimi. Forse domani morirò, magari prima di quei tedeschi, ma tutte le cose che farò prima di morire e la mia morte stessa saranno pezzi di storia. E tutti i pensieri che sto facendo adesso influiranno sulla storia di domani, sulla storia del genere umano. Questo è Primo Levi. Grazie. Io vorrei concludere accanto a te proprio salutando intanto il nostro pubblico che ci ha seguito, ringraziando il Teatro Pirandello, il Foyer Pippo Montalbano per averci accolti e ancora Televideo Agrigento, partner di questa iniziativa insieme all'AICS che trasmetterà, come vi avevo accennato in precedenza, l'intera serata sulla rete nazionale. Un grazie a tutti voi che avete voluto onorare la memoria di quanti sopraffatti dallo strapotere nazista hanno perso la vita senza un motivo, tra indicibili e inenarrabili sofferenze. Grazie. Ringraziamo Teleacras, però vorrei qua tutti i ragazzi della Concordia e tutti in modo da tale da poter essere tutti insieme proprio a venite, proprio perché grazie a loro, alla loro disponibilità, al loro tempo che ci dedicano, che riusciamo a fare queste cose. Non so se siano bellissime, se siano bruttissime, però almeno abbiamo fatto sentire la nostra voce e questo per noi è fondamentale. Grazie a tutti.
ringraziare i miei amici, maestri, Diego Mantione. Lui è stato il mio primo insegnante di conservatorio, poi la vita ci ha portato a collaborare e poi la vita mi ha messo davanti anche lui, Carmelo Moscato, un maestro. Allora, Carmelo non capisce che nella musica ci sono degli autodidatti che hanno fatto la storia. Una laurea è chiaramente importantissima, ma anche l'esperienza, ok? Grazie. Quindi prendetevelo questo applauso, siete spettacolari.